Mi prendo 10 minuti per dare un senso di questi 2 giorni, per dire dove siamo. Se chiudiamo alle 6 ne rimangono 20 metto le cuffie per provare a rispondere alle vostre domande se ce ne sono, perché call to action è anche questo. Per cui, siccome questa è l'ultima puntata, permettetemi di ringraziare per un attimo Lucio Murro e l'aeroporto di Olbia, perché questo lavoro è stato possibile perché loro ci hanno messo impegno, passione. Abbiamo concordato insieme i temi, poi se vedete i temi non sono temi né banali né casuali, ma fanno parte di una progettualità un pochino più ampia. E mi piace raccontarla perché forse sembrano tutti staccati, ma fanno parte di una stessa visione di Sardegna che vuole affiancare, e lo sottolineo qui ad Olbia, affiancare, non sostituire, ad un balneare importante, altri tematismi, altre motivazioni di vacanza, di viaggio, per completare un'offerta, per consentirci di vivere 9 mesi l'anno, non necessariamente tutti sulla costa, ma anche sulle zone interne, per cui spostare la centralità anche della nostra ricettività, i nostri poli in altre zone dell'isola. In questo senso, i cammini religiosi fanno parte di una progettualità più ampia. Io li vedo insieme a escursionistica, 1000 chilometri di sentieri tracciati, altri 3000 che verranno sistemati, infrastrutturati nell'arco di qualche anno con la RES. Vedo il tema dei borghi, vedo il tema del turismo enogastronomico, tutte le cose che abbiamo declinato come una grande rete, come una grande mappatura dove il camminare, il turismo slow non fa altro che unire dei nodi dove, mi dispiace, sembrava, lei ha rubato le mie slide, vero? Perché ha detto le cose che avrei detto io in modo diverso, però il tema vero, la svolta la facciamo quando spostiamo l'idea dal paesaggio, inteso come visitato, al paesaggio inteso come vissuto, dove il concetto di paesaggio, lo dico sempre, è un concetto non soltanto ambientale, ma è anche e soprattutto culturale, ed è qui che vengono fuori le comunità, un discorso che in questi 2 giorni è venuto fuori, che però la difficoltà sta poi nel tradurlo nel PIL, nello sviluppo economico, in posti di lavoro, in occupazione, no? Perché poi sull'idea, sugli intenti ci siamo tutti. Il turismo religioso può essere una grande occasione di sviluppo economico. Il tema, i borghi, abbiamo fatto il registro regionale, ha generato qualche malcontento, perché a volte all'interno delle amministrazioni comunali manca un po' di generosità culturale. Non è che se io sono più figo e porto qualcun altro nella rete divento meno figo, no, magari aiuto gli altri a diventare fighi come me, ce ne avvantaggiamo tutti, ma questo è un altro ragionamento. Ed ecco che allora la sfida vera, ed è il motivo anche del progetto di Call to Action, lo voglio contestualizzare perché è stato un anno lungo, qui vedo tanti imprenditori, tanti operatori che hanno dedicato 2 giorni infrasettimanali per venire qui. È quello di aggiungere un altro tassello al ragionamento, delle responsabilità e del chi fa che cosa. La regione, gli aeroporti, le imprese, i comuni, ed è il tema delle competenze. Questo progetto serve ed è servito a mettersi un po' in discussione, a capire cosa fa. E ringrazio anche Jacques che è laggiù, che è stato insomma il coordinatore scientifico di questo progetto, nonché del piano strategico regionale e di tante altre cose che sta facendo per noi in questo momento. Questo perché? Perché il tema della competenza, nel momento in cui vogliamo fare un ragionamento di qualità, stiamo spostando l'attenzione come dire, la stiamo spostando al vivere, quindi al tema dell'esperienza, al tema della condivisione, tutti quei temi che apparentemente sembrano molto filosofici, molto teorici. La nostra capacità sarà quella di tradurre quei valori in reddito, in occupazione. Ed ecco che allora io non mi sottraggo, mi piace anche mettermi in discussione. Uno dei temi caldi, trasversale a tutti questi, è stato il tema delle guide. Tema delicatissimo, difficile, un momento di stallo, non soltanto della Regione Sardegna, questo non mi consola né mi solleva dalla responsabilità,
ma a livello nazionale. Non più tardi di 2 giorni fa eravamo con la commissione politica di tutti gli assessori regionali la mattina, il pomeriggio c'era la commissione tecnica. Voi sapete che il tema delle guide, bisogna dircelo perché altrimenti continuiamo a girarci intorno, invece io credo che sia necessario in un progetto di qualità condivisa, che è quella che stiamo mettendo in campo per provare a ridisegnare un'idea di Sardegna diversa, parta dalla consapevolezza e dalla conoscenza delle cose e di come siamo. E allora in questo momento il tema delle guide, voi sapete, il tema delle professioni è un tema di carattere nazionale. L'Europa ci ha detto che le guide sono una competenza nazionale. È pronto un disegno di legge, un decreto, chiamiamolo come vogliamo, che identifica la guida nazionale, con dentro un sacco di competenze. Là dentro non c'è la guida escursionistica la GAE. Uno dei temi più delicati e più forti che noi abbiamo, anche perché è disciplinata in Sardegna, è disciplinata in Toscana, la Basilicata ha fatto una scelta normativa, le altre regioni ci stiamo tutte interrogando su come non solo non annacquare questa figura, ma farla emergere, perché la Sardegna non sono le Alpi, perché le guide alpine non fanno l'escursionismo. Quindi non è che il tema non si conosca o non si voglia affrontare. Il punto vero è questo. Da 6 anni non si fa un concorso. Scusate se mi prendo un tema, però io lo so che qua ci sono tantissime guide che questa cosa la vogliono sapere e quindi è l'occasione per dirla. Poi torno al tema. Facciamo il concorso. Bene. Ci assumiamo il rischio che possa essere impugnato? In questo momento non è una figura che nel momento in cui si solleva a livello nazionale la competenza professionale delle guide, corriamo questo rischio forte. Ce lo vogliamo assumere? Contestualmente il tavolo tecnico nazionale avrà mandato per correre velocemente per provare a codificare questa figura. Io credo, è una riflessione di questi giorni, credo insomma che dovremmo un po' ragionarne. Io sono disponibile ad accettare soluzioni di buon senso, sapendo che un percorso di concorso che ci può portare avanti quasi un anno, perché questo è tutto, è l'arco temporale dentro il quale si svolge il concorso, potrebbe, dico potrebbe, anche essere annullato. Questa è la situazione. Quindi in questo ambito rimaniamo fermi? Torno al nostro tema, no. Non possiamo rimanere fermi. Esiste un registro che è funzionante, ci sono delle guide che ci lavorano, di grande competenza, ci si può accedere per titoli, quindi mi rendo conto che è riduttivo per tutti coloro che hanno fatto dei corsi anche regionali di formazione, però questa è la situazione, un momento di stallo nazionale che sta creando grande pressione su tutti gli assessori regionali, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, perché nel momento in cui un sistema paese sta andando alla ricerca di un nuovo posizionamento che è dato dall'accompagnamento alla bellezza, mi piace questa cosa, io farei un assessorato alla bellezza, penso un po'. Si pone il problema della competenza, si pone il problema di chi lo fa, perché lo fa e cosa fa. In un momento in cui noi stiamo ragionando sul turismo attivo, sull'outdoor, parliamo di arrampicate e dobbiamo fare arrivare le guide alpine se vogliamo fare le cose a norma di legge. È un problema? Certo che è un problema, facciamo finta che non ci sia, no. Però purtroppo, come spesso capita, i tempi del mercato non sono i tempi dell'amministrazione che deve mettere in piedi gli atti, ma non regionale. Stiamo facendo un ragionamento di più ampio respiro. Ed ecco che comunque anche in questo contesto un po' nebuloso, un po' difficile, un po' complicato, comunque ci siamo. E siccome questi sono progetti di medio e lungo periodo, noi non possiamo non assumerci la responsabilità di parlarne, di sottoporci a critiche perché c'è un baco di sistema, che è questo della competenza, e non continuare a lavorare. Questa è la responsabilità che noi abbiamo, perché il tema del turismo dei borghi, al di là dei 5 borghi più belli d'Italia, poi mi verrebbe da dire che forse io non vado a Castelsardo perché è un borgo, vado anche perché è un borgo, ma vado soprattutto perché è sul mare. Ancora una volta. Carloforte è un altro borgo, non ditemi che vado a Carloforte perché è un borgo, vado a Carloforte perché è un'isola stravanata, su cui ci stiamo anche investendo del denaro, poi è anche bene un borgo. Ed ecco che allora il tema dei cammini religiosi, poi mi soffermo
mi focalizzo su questo ragionamento. Da che cosa parte? Le parole chiave le abbiamo dette tutte, consapevolezza, da prima degli amministratori locali. Perché quando il ragionamento si sposta da una cosa che non governo, l'ambiente, di cui ho solo una responsabilità, conservarlo per i miei figli, senza metterlo in congelatore. Adesso anche il MIBACT ci dice, giustamente, che passiamo da un concetto di tutela e salvaguardia, tutela e protezione pura, anche l'Europa ce lo dice, ad una fruizione sostenibile, che ci consente di consegnarlo agli altri. Ma nel momento in cui io passo da una situazione come quella alla comunità, perché sto facendo un ragionamento di posizionamento diverso, la responsabilità degli amministratori locali, che io chiamo sempre al proprio ruolo, loro lo sanno, è fondamentale. L'abbiamo detto ad ogni appuntamento di call to action, chi fa che cosa e chi si assume la responsabilità di chi. Respingo al mittente, così, d'amblè, quando dicono ma il cammino si è fermato, bene, e chi è che ha interesse a che la propria realtà abbia quel tipo di sviluppo piuttosto che un altro? Perché intendiamoci, se lo decide dall'alto non funziona, perché chi sei tu che decide che cosa è meglio per me? Tu la sollecitazione dal basso non me la dai e quindi è un fallimento collettivo. Nel turismo l'abbiamo detto tante volte, win-win, o vinciamo o perdiamo tutti insieme, perché nel momento più noi spostiamo l'attenzione su un'offerta sistemica complessa. Pensate al turismo enogastronomico, qual è l'attore principale? Le cantine, non sono i ristoranti, sono le cantine, sono le aziende agricole. Chi avrebbe mai pensato che potessero essere loro i driver di quel segmento di turismo 10 anni fa? E allora chi è che deve lavorare per mettere in connessione quel mondo aziendale con la recettività, col comune, con una proposta commerciale? Perché badate, noi con questo programma abbiamo fatto un programma di destinazione e di prodotto, manca il pezzo della commercializzazione pura, come questa roba qui poi viene percepita, intercettata e acquistata. Non è questo oggi il tema, oggi, questi 2 giorni, era proprio sul tema dell'infrastrutturazione. Non mi interessa prendere Santiago come riferimento, è troppo in là per me. Mi interessa pensare che 5 cammini che abbiamo messo, che sono dentro il registro, che le destinazioni di pellegrinaggio possono essere riconosciute. Mi interessa oggi pensare che quelle progettualità, manca a dirlo, sono comuni che sono anche dei borghi, manca a dirlo, sono comuni che sono interconnessi con dei sentieri della rete regionale, manca a dirlo, sono dei comuni che hanno delle identità culturali di comunità molto forte, il che significa che stiamo ragionando proprio su un modello diverso. E allora chi interviene? I comuni sicuramente, le imprese che quei comuni vivono. Questa è la sfida dei sindaci spesso, credo, che è quella di portare le proprie imprese e i propri cittadini nel processo, nell'idea che noi abbiamo. Perché altrimenti le imprese, giustamente, continuano ad andare da sole. Evidente. Però credo che oggi più che mai si senta l'esigenza di incastonarsi tutti quanti in un progetto condiviso, soprattutto noi perché siamo un'isola, non a caso siamo dentro un aeroporto, non a caso gli aeroporti sono i partner privilegiati dell'assessorato al turismo, in un'isola come la nostra, non può che essere così. E allora, e questo significa anche che se noi stiamo lavorando come stiamo facendo sulla qualità della nostra proposta, sulla diversificazione, sulla riconoscibilità, perché poi il tema vero è tutto molto bello e poi gli altri lo sanno, diventa quell'elemento che ci consente di passare da una riunione convegnistica dove diciamo che dobbiamo stare insieme, fare, a qualcuno che da un'altra parte ci compra e viene a vivere l'esperienza che stiamo proponendo. Questo di fatto era call to action. Sui cammini religiosi, io ci credo molto, ma ci credo più che come progetto, adesso sto per dire un abominio, più che come progetto di marketing territoriale spinto, come primo progetto di comunità, come un'occasione, soprattutto in alcuni comuni, l'ho detto tante volte, per dire ai propri cittadini: guarda che puoi continuare a vivere qua. Perché io ho un disegno, un io pubblico ovviamente, non io Barbara, un io pubblico, abbiamo un disegno che è fatto di infrastruttura digitale, la fibra ottica che sta arrivando,
perché è tutto molto bello, è tutto molto poetico, è tutto molto romantico, ma io ventenne in un paese dove non sono connessa velocemente, abbiate pazienza, non ci posso stare. Né un'impresa ci può stare, visto che commercialmente vendiamo tutti online. Poi continuo nella narrazione. Tutto questo diventa marketing territoriale in una seconda battuta. E dobbiamo essere anche consapevoli del tempo. Giustamente quando, non mi ricordo il tuo nome, Jonathan, diceva questo progetto lo voglio vedere tra 30 anni, troverà il suo compimento tra 30 anni. E sino ad allora noi dobbiamo vivere oggi, guadagnare oggi, generare il reddito oggi. Sino ad allora ci continuiamo a lavorare. Piccoli step, piccoli obiettivi, raggiungibili e misurabili. Il cammino di Santa Barbara è una realtà. Con Giampiero, con Simone, che avete sentito stamattina, devo dire che abbiamo avuto anche scontri pesanti. La sua foga era quella di correre. Ha corso talmente tanto che il marketing, per alcuni pezzetti, adesso si è riallineato, era più veloce, la sua proposta di vacanza, di viaggio, di camminamento, ne abbiamo parlato tante volte quando ci siamo conosciute un anno fa, era più spinta del cammino. Ha avuto coraggio, ha messo in conto anche qualche recensione negativa, dico io, però adesso il cammino di Santa Barbara è l'unico cammino negli Atlanti nazionali, c'è un grande fermento, genererà ricettività, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio aprire quel mondo perché ci sarebbe altro da dire. Destinazione di pellegrinaggio, le destinazioni francescane, sono tutti temi che attengono a una stessa visione, in cui ci incastoniamo e ci incastriamo le altre cose. Io credo che sia arrivato il tempo, anzi lo è, il tempo della consapevolezza. Anche la volta scorsa ho chiuso con la parola corresponsabilità. Io credo che su certi temi oramai ci siamo tutti. Abbiamo capito che l'effetto wow non ci serve nella creazione di una destinazione. L'effetto wow viene dopo. Adesso abbiamo la necessità di identificare ruoli e di darci tempi, perché il mercato corre. E allora un'estate come questa, ne parlavamo prima anche in questi giorni c'è qui anche un grande esperto di revenue management che è Cirillo, dice anche la Puglia quest'anno ha avuto tante regioni hanno avuto difficoltà quest'anno, pensando che il trend positivo dell'anno scorso potesse correre. Invece anche i numeri positivi che ci sono costati agli albergatori molta fatica e non voglio entrare nel merito del revenue, di quanta questa fatica poi è costata finanziariamente. E allora se noi pensiamo che questa stagione sia stata un po' difficile per tutte le motivazioni che ci siamo detti tante volte, non è che quelle successive saranno meglio, dobbiamo lavorare per permettere alle nostre imprese di stare sul mercato, e questa è la responsabilità pubblica regionale insieme agli aeroporti, creare collegamenti, ma i collegamenti se non c'è prodotto non bastano, perché poi bisogna venire qui a fare delle cose. E il prodotto è un insieme sistemico di attività che noi proponiamo. La sfida vera di Call to Action era questa, è la sfida vera di un modello di destinazione Sardegna che ha rimesso al centro le persone. Vuole essere proprio questo. Buon lavoro a tutti. Grazie. Va bene, allora tocca a voi. Le mie domande sono state rimandate al mittente, giustamente, quindi abbiamo lo spazio, Barbara, per una ventina di minuti di domande. Se va bene terrei io il microfono per avere domande magari anche più veloci. Eccoci. Non tengo io il microfono. L'assessore ci ha risposto, la ringrazio anche per la questione delle guide, perché è un argomento che in effetti sentiamo tutti. Una domanda, non so, sicuramente non c'è una risposta, non potrà esserci, però io provo a farla. In tutto questo cammino di sviluppo che stiamo cercando di portare avanti, che voi state cercando di portare avanti attraverso questi incontri, ma attraverso anche tutti i progetti della Regione, purtroppo si verifica un problema che è delle amministrazioni pubbliche, dei comuni. Come fare se ogni mese, ogni estate si sveglia un sindaco e decide che deve fare un'ordinanza
che in un certo senso limita la circolazione nostra delle guide, ma anche dei fruitori che sono i turisti e i clienti. Come fare se improvvisamente non c'è, vengono appunto predisposte queste ordinanze e non vengono convocati gli attori, che poi magari siamo noi imprenditori, per capire insieme come far fruire il territorio? Cioè, c'è una possibilità che la Regione possa fare da punto d'incontro, di sovrintendente in questo, per evitare che davvero ogni giorno un sindaco si sveglia con un'ordinanza diversa e quindi non sappiamo più che pesci pigliare o come muoverci? Allora, intanto questo attiene sicuramente non alle istituzioni ma alle persone, quindi è molto difficile dare una risposta. Io credo che situazioni di questo genere non sono destinate a diminuire, sono destinate a crescere. In questo senso, quando si parla di corresponsabilità, il vostro ruolo deve essere proattivo. A marzo, ad aprile, senti sindaco che intenzioni ci sono su quest'estate. Cioè, la richiesta, io ho un'esperienza anche da amministratore locale, ho fatto per 5 anni l'assessore a Cagliari. Sant'Efisio lo sento un po' figlio mio, anzi è figlio mio. Bando alla modestia, come si dice. Perlomeno il progetto culturale che si è messo in piedi e la candidatura anche quale riconoscimento UNESCO della festa dell'1 e del 4 di maggio. E credo che le destinazioni che cambiano e che crescono non possono prescindere da una condivisione piena, anche con i cittadini, badate bene. Possiamo dare del tu, sì. Tu parli di ordinanze che chiudono spazi, ok. Tu pensa a cosa può succedere in una città come Cagliari con l'ordinanza della somministrazione degli alimenti e bevande. Cosa può succedere in una contrapposizione di cittadini, viaggiatori, quando decidi che il tuo centro storico è diventato un centro turistico, ma invece ci abitano ancora le persone. È un equilibrio molto delicato la convivenza di una destinazione turistica, che abbia come contraddittorio il cittadino e il viaggiatore, o che abbia come contraddittorio il paesaggio e il viaggiatore. In questo senso c'è una responsabilità pubblica dei sindaci che io rispetto in modo molto serio. È vero però che la programmazione della propria destinazione significa anche coinvolgimento non il 10 di agosto ma magari in primavera. Ecco. Però dico ancora una cosa, quando si amministra la cosa pubblica siamo sommersi, non mi voglio sottrarre o trovare scusanti. Quando si parla di corresponsabilità significa anche che devono arrivare sollecitazioni. Senti, svegliati, io ad agosto lavoro, hai qualche programma? Credo che i sindaci siano anche disponibili di essere distolti da altre emergenze che spesso hanno per provare a fare un minimo di pianificazione. E non è che uno è più bravo dell'altro, si sta lavorando insieme nella stessa direzione. Per cui il mio suggerimento è a febbraio e a marzo, letterina, sindaco, insomma, che facciamo? Allora, Barbara mi conosce, sa già dove andrà a parare il mio intervento e vorrei riportare l'attenzione sulle guide turistiche. Guide turistiche che sono importanti come mediatori culturali, come mediatori del nostro patrimonio, che hanno a che fare, che vivono col turista, che spesso passano le giornate, dormono negli stessi alberghi, mangiano negli stessi ristoranti. Ecco, è talmente importante l'attenzione della Regione nei confronti delle guide turistiche che nel caso dei cammini si è sentita l'esigenza, apprezzata da più interventi, di formare delle guide turistiche religiose che quindi avessero una formazione specifica in tal senso. E io l'ho apprezzato talmente tanto che sono una di quelle che ha seguito il corso nel mese di giugno. Ecco, io trovo contraddittorio questo riconoscimento rispetto alla mancanza di difesa su posizioni nazionali, cioè quindi negli incontri, conferenza Stato-Regioni, della specificità della guida. Si è detto che si rischia di non andare avanti se ci si continua, mi riferisco a interventi fatti nel corso dei
dei 2 giorni. Si parla di guida nazionale e della possibile uscita di un emendamento nella prossima legge di stabilità, questo è quello che ho sentito stamattina, che poi verrà, al quale poi verrà dato seguito nella conferenza Stato-Regioni ripartendo dalle guide specifiche. Ecco, io colgo questa occasione per porre ancora una volta l'accento sul fatto di quanto sia controproducente per noi come sistema, come territorio italiano, parlare di guida nazionale. Non può esistere una guida nazionale competente su tutto il territorio. Non possiamo abbassarci, tra virgolette, permettetemi questa parola, a livello di altri stati che non hanno lo stesso patrimonio che abbiamo noi. Quindi nel nostro territorio è inconcepibile una guida nazionale, ed è tanto più inconcepibile se capiamo la necessità di formare le guide turistiche sui nostri cammini. Quindi io chiedo all'assessore in conferenza Stato-Regioni di continuare la battaglia. La stiamo facendo. Perché le guide turistiche non rientrano nella direttiva sui servizi, ma rientrano in quelle sulle professioni. Si parla di libera circolazione dei servizi, le guide devono poter lavorare in tutti i paesi d'Europa, ma dimostrando la propria conoscenza del territorio e non semplicemente perché hanno acquisito il patentino in Francia o in Spagna devono essere abili anche a portare i gruppi tantomeno religiosi o che fanno dei cammini nel nostro territorio nazionale. Questa è, Michela, ne abbiamo parlato tante volte, è una battaglia aperta, per noi Regione Sardegna ancora più aperta, parlando anche di professioni, di guide più professionali, più segmentate, insomma, più settoriali come le guide escursionistiche. Abbiamo, lo dicevo prima, alcune regioni che come noi su questa cosa stanno facendo battaglia. C'è qualcuno che ha fatto il tentativo di infilare, di considerare guida nazionale anche la guida escursionistica. Insomma, è un momento delicato questo, però devo dire la verità che ci sono molte regioni che come noi hanno delle esigenze specifiche territoriali, che non hanno un territorio prettamente alpino. Se parliamo insomma dei cammini, poi capisco la tua necessità di dire io ho una competenza sul nuragico, cioè non è che arriva uno da fuori e viene a dire a me che cos'è Barumini, insomma. La battaglia è aperta, la vinciamo? Non lo so, sono ancora una volta sincera. Il fatto che si faccia, che non siamo soli, questo è un altro dato, è già un segnale, credo che insomma andremo avanti in questa direzione. C'è spazio sicuramente ancora per una domanda? Sì, buonasera, sono Pino Frau, una guida ambientale e turistica, nonché ho fatto anche un corso di guida mineraria, però sappiamo che in Sardegna non è ancora applicabile. Dico questo perché una guida sarda ha il dovere di complimentarsi nei tanti argomenti che di giorno in giorno scopre. Voglio dire, quando porta un turista per mano e fa un tracciato, attraverso un'erba racconta un aneddoto, vede un pezzo di selciato e questa è la tibula romana, oppure passa davanti a un vignetto, non so, in quel di Sorgono, e fa un accenno sulle vigne di Moristello. Come può, domanda, io sono giustamente d'accordo con l'intervento della collega prima, una guida senza togliere niente alla professionalità di una guida di un'altra regione, Compagnia Bella, andare a recuperare, spiegare e trasmettere questi aneddoti locali perché conosce i protagonisti del posto, il pescatore, l'artigiano, e in quel momento ha tutto il suo dovere di trasmetterlo. La nostra funzione, come è stato spiegato per la prima volta, di questo ne faccio applauso, finalmente si parla delle guide, finalmente, perché io per prepararmi umilmente, per concentrarmi, vado ai seminari e ai convegni, ma troppo spesso siamo trascurati. Noi siamo una figura molto importante, siamo un trade union che diamo il primo approccio al visitatore, consigliamo dove andare a dormire, dove andare a mangiare, tutti i punti deboli e i punti forti di un posto e della nostra cultura. Quindi quello che volevo dire io è questo, che abbiamo bisogno di alleanza, di più considerazione
e anche di più protezione, perché si stanno verificando delle uscite, degli accompagnamenti, diciamo, non propri, perché noi siamo i messaggeri di quel posto e noi dobbiamo trasmetterlo con quella capacità e professionalità di cui ne siamo partecipi, ma da quando siamo nati in questa terra. Grazie dell'ascolto. Allora, io seguo il suo ragionamento quasi sino in fondo, nel senso che viviamo in un contesto globalizzato, riconosco il valore della guida locale, faccio anche una provocazione. Riprendo l'esempio dell'ombrellino cinesi con il gruppo cinese. I viaggiatori oggi scelgono in autonomia. Più noi siamo bravi a trasferire qualità e competenza, meno scelgono le altre guide, ma scelgono le nostre guide. Perché se io voglio fare un percorso autentico, non mi porto la guida toscana, non me la compro, ecco. Ma questa roba qua non succede perché c'è un approccio protezionistico, che è anacronistico di questi tempi. È difficile da reggere nel momento in cui è tutto aperto. È difficile. E allora la sfida, la dico sempre, è sollevare l'asticella sulla qualità e sulla proposta, perché solo un pazzo per venire nel Sulcis si prenderebbe una guida pisana. Questa è la verità, ma questa roba qui non la faccio impedendo a qualcuno di scegliere la guida pisana. La faccio dicendo, guarda che l'unico che ti può portare è una guida del Sulcis che conosce il territorio, che è in grado di trasferirti quella roba lì. E la sfida, ancora una volta, è di competenza, è una sfida culturale, che ci consente di comunicare che qua tutta la filiera della vacanza è tailor-made fatta qua da noi. Questa è la sfida. Dopodiché possono metterci miliardi di orpelli, e possono arrivare la guida cinese, qualsiasi cosa. Non la voglio. Io dubito che un francese, che è uno dei nostri clienti più affezionati, arrivi qui, arriva sul pullman con la guida francese. Bene. Anche noi accompagniamo i nostri gruppi in Francia. Non è vero che non li accompagniamo, Michela? No. Mi dispiace, invece sì. Gli accompagnatori, anche le guide. C'è qualcosa che lo impedisce? Insomma, apriamo un altro mondo. Un attimo solo. Il mio ragionamento è questo. Ho detto che la battaglia la facciamo. Ho l'onestà intellettuale di dire che non conosco quale possa essere l'esito. Ho detto anche che non siamo soli come regione, che ogni regione tende, e nelle cose siamo il paese dei comuni, dei campanili, figuriamoci se non lo siamo regionalmente a livello nazionale. Ognuno lotta per la propria specificità, evidentemente. Quindi da qui uno degli emendamenti alla legge sulle guide nazionali era che i concorsi rivenissero fatti sulle basi delle caratteristiche regionali, per cui una sorta di finzione di guida nazionale dove ogni regione poi si faceva il suo. Ed è stato cassato, per cui si sta tornando al dettato originale. Aumenta la sfida, non è facile, viviamo in un mercato globalizzato, contestualizzato, ma è il viaggiatore che sceglie, cioè non è che io gli posso obbligare di scegliere una cosa piuttosto che un'altra. Di questo ce ne dobbiamo rendere conto. Se poi vogliamo far finta che non esista, che noi siamo in grado di condizionare talmente tanto la nostra domanda, che siamo in grado di fare una fusione a freddo e dirgli compri solo questo, se no non vieni, non lo so. C'è certamente un punto di mezzo, è un momento delicato, difficilissimo, c'è bisogno di supporto di tutti, perché queste sono attività, voi lo capite meglio di me, di spinta politica e non solo, delle associazioni che stanno lavorando in modo molto serio da questo punto di vista. Vediamo dove riusciamo ad atterrare. Questo però non ci solleva dalla responsabilità di lavorare per un'integrazione di filiera dove tutte le competenze e le figure professionali concorrono a proporre una nostra proposta originale, che è fatta soprattutto di persone, l'abbiamo detto prima. Questa centralità delle persone mi sembra che davvero sia vincente. Io chiedo scusa, mi rendo conto che il tema è caldo, immagino anche che non sia l'unico.
ma mi fermerei qua se siete d'accordo e chiederei a Pepe Jar e a Lucio Morus se vogliono venire, visto che è l'occasione finale, a dare un saluto, e a Barbara però di dare un saluto con un rilancio. Che si farà anche l'anno prossimo, l'abbiamo già messa, Io non ho molto da dirvi, per fortuna, perché è tardi, lo so. No, devo solo ringraziare intanto le due persone che sono al mio fianco. Joseph, lo conoscete, insomma, è una sorpresa e sarà con noi anche l'anno prossimo, quindi avremo altri 6 appuntamenti l'anno prossimo. Bravissimo, grazie. È stato davvero prezioso. Però tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'apporto di questa signora qui al mio fianco. Allora, Barbara, come sapete, è arrivata, diciamo, dopo Francesco Morandi, una persona che noi stimavamo tanto, e devo dire che all'inizio non eravamo contentissimi del cambio. Lo dico, non l'ha nascosto nessuno. Però devo dirti che tu hai superato l'esame, quindi sei stata brava, ma sei stata brava e intelligente per 2 cose. Allora, intanto non hai buttato quello che aveva fatto Francesco. Hai analizzato, hai scelto, hai preso le cose che erano importanti ed alcune le hai potenziate, come questo programma ad esempio. Era un programma che ha iniziato Francesco, tu ne hai capito l'importanza e lo hai potenziato, per cui onore al merito. Ma soprattutto, Barbara, la cosa, io l'ho già detta anche in altri contesti, lo sai, hai fatto una cosa per me era veramente urgente, che era quella di dare un po' di visione, un po' di sistematizzazione al sistema turistico. Quindi è arrivata una legge perfettibile, però è arrivata una legge. Dopo tanti anni mancava e tu sei riuscita a fare una legge. È arrivato un piano strategico che è addirittura d'arrivo. Abbiamo avuto Joseph che ha lavorato duro quest'anno per fare un piano strategico partecipato. Quindi siamo stati noi coinvolti all'interno del piano strategico, per cui domani non voglio sentire nessuno degli operatori che dica no, ma io non c'ero. No, se non c'eri il problema è tuo, non sei venuto, peggio per te. Il piano strategico è stato fatto da chi è venuto agli incontri con Joseph. Non vogliamo sentire solo. E ultima cosa, siamo addirittura d'arrivo per la DMO. Incrociamo le dita, per carità, però ecco, sono 3 cose che noi negli ultimi 20 anni non abbiamo visto, per cui insomma ti devo ringraziare per quello che hai fatto. Beh, io non è che posso aggiungere più di tanto. La prima è chiedervi scuse. Perché? Perché un po' vi ho maltrattato. Ok? Ma ho imparato una cosa, che normalmente quando uno lo metti davanti alla realtà reagisce. Ok? Io lo scopo, sa qui Lucio, che io ho avuto, quest'anno è stato bello e fortunato per me per molte cose. Una delle fortune che ho avuto conoscere Lucio. Adesso vi racconto un piccolo segreto. Barbara io l'ho conosciuto 3 anni fa e abbiamo litigato. Ti ricordi? Ci siamo mandati a fanculo assieme, ma è nata un'amicizia dopo. Pertanto, ok. No, quello che volevo dirvi è che il gioco che abbiamo fatto con Lucio è il poliziotto buono, lui, e io ho fatto il poliziotto cattivo. Non è che sono tanto cattivo, però quello che noi ci avevamo messo in testa è di dare una scossa e di ragionare con la logica che ieri vi ho detto, dei terzi. Noi stiamo lavorando fortemente come sistema per far sì che 1/3 degli operatori turistici della Sardegna facciano lo scatto e siano, in qualche maniera, la cinghia trasmissione per tutto il resto. Diciamo che, guardate un po' da fuori, avete fatto anche voi, pertanto fatevi un bacio a voi stessi su quello che è la crescita che avete fatto. È stato impegnativo, abbiamo voluto in qualche maniera illustrarvi il concetto del prodotto, il mercato, come funziona, eccetera. Quello che stiamo ragionando di fare per il prossimo anno già sarà, come diceva giustamente l'assessore, abbiamo ragionato questo anno su mercato, prodotto, andremo
soprattutto a lavorare su quello che ho a lavorare fondamentalmente sul concetto di uno il sistema e due la commercializzazione della offerta e del prodotto turistico della Sardegna fatto sui diversi prodotti. Soltanto dirvi grazie per la pazienza, grazie per quello che mi avete dato e mi avete insegnato, perché anche io ho imparato, lo dico molto onestamente e con grande umiltà, e dire basta, non molto di più, e posso dirvi che per fortuna un mese starò senza vedervi, ma anche voi avrete la fortuna di non vedermi. Grazie, ci vediamo di nuovo, grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.